Altissima tensione oggi a Ponzano Veneto nel corso del flash mob antiprofughi contro i numeri dell'accoglienza previsti nel comune, dove più riprese si è temuto il peggio, con le forze dell'ordine pronte a intervenire in diverse occasioni. Perché viene superato il numero di clandestini previsto per ogni comune, perché queste scelte vengono fatte dalla prefettura sopra i sindaci, sopra le comunità, e diciamo che casi come questi ormai ce ne sono tanti nei nostri comuni, e da casi come questi poi abbiamo capito che delle volte si arriva a riempire caserme o a riempire alberghi vuoti con concentrazioni di centinaia di clandestini. La Lega Nord, che ha organizzato la manifestazione, con cartelli e vignette ha gridato la propria indignazione sulla gestione richiedenti asilo. Manifestazione di disappunto sulla gestione dell'immigrazione, ma è uno dei tanti comuni della provincia di Treviso. E le forze dell'ordine devono scendere seriamente in campo, ma forze dell'ordine tese davvero anche come esercito, anche per sorvegliare i siti dove queste persone sono collocate. In contemporanea con il sit-in la contromanifestazione dei ragazzi di sinistra e del centro sociale Django. L'Europa non ha confini, siamo tutti clandestini. Siamo stufi che ci siano persone che liberamente in Italia possano farsi la loro campagna elettorale sulle disgrazie, sulla povertà e sulla morte delle persone, e non lasceremo spazio da nessuna parte a questo tipo di iniziative. E tra insulti ed offese di ogni tipo agli scontri ci è mancato davvero pochissimo. Non lo fate più, la 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 la.